Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Prima pagina il bilancio regionale 2025 e dal suo nuovo rinvio. La prossima data calendarizzata al 31 marzo e siamo al limite massimo dell'esercizio provvisorio. Come era già accaduto per 8 volte negli ultimi 11 anni, arriverà alle soglie della primavera il voto in assemblea consiliare per l'approvazione della manovra finanziaria. Una nota della Presidenza annuncia che è stato necessario almeno un altro mese di esercizio provvisorio prima dell'approvazione. L'assessore della programmazione del bilancio ha ricordato che il ritardo è motivato dal fatto che l'Esecutivo ha dovuto procedere a 2 variazioni, la prima a luglio e la seconda a novembre. Provvedimenti che hanno tenuto impegnati gli uffici e non hanno permesso alla Giunta di poter lavorare alla legge finanziaria. Ma andiamo per ordine. Il 29 gennaio la Giunta, in riunione straordinaria, ha finalmente approvato un provvedimento finanziario da 10 miliardi di euro per l'anno in corso, mettendo le basi per la sua proiezione contabile al 2027. Il secondo step ha previsto il vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti per poi essere trasmesso al Consiglio regionale per l'iter di analisi delle diverse commissioni con la relativa audizione di tutti i soggetti interessati. Oggi si ipotizza un prolungamento dell'esercizio provvisorio che a questo punto è stato esteso fino al terzo mese. E questo è un record negativo per la prima manovra della Giunta Todde. Ma gli esponenti dell'esecutivo annunciano che ne valeva la pena perché sono previste ulteriori risorse per la sanità, le politiche sociali, i trasporti, aiuti alle fasce più deboli, per le infrastrutture e l'università che ha subito dei tagli veramente gravosi da parte del governo nazionale e dulcis in fundo un importante pacchetto di misure dedicato all'innovazione e alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Una manovra sulla carta particolarmente ricca che nel triennio potrebbe godere di una dotazione di oltre 30 miliardi a sostegno dell'economia e della società isolana. L'opposizione ha chiesto una manovra più tecnica e meno politica, soprattutto per il comparto della sanità, che avrebbe contribuito al ritardo sulla legge di bilancio 2025. E mentre il presidente della Commissione, Alessandro Solinas, ha sottolineato che la Giunta sta lavorando con responsabilità, perché la fretta, come dimostra il passato, è stata cattiva consigliera. Il relatore della minoranza in Commissione Bilancio, il capogruppo di Fratelli d'Italia Fausto Piga, ha accusato la maggioranza del colpevole ritardo con il quale si procede nella messa in sicurezza dei conti della Regione Sarda. L'esponente della minoranza ha anche parlato di emergenza, precarietà e di legislatura particolare con riferimento all'ordinanza del Collegio regionale di garanzia elettorale che ha sanzionato la presidenza della regione per irregolarità e violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale.
L'assessore del bilancio e della programmazione Giuseppe Meloni non ci sta e ricorda che tra ottobre e novembre si è dovuta definire una variazione di bilancio da 700 a 800 milioni di euro, con i resti di bilancio lasciati dal precedente esecutivo e che con largo anticipo aveva annunciato che alla scadenza di fine anno sarebbe stato possibile approvare soltanto un bilancio tecnico. In realtà il responsabile finanziario aveva anche garantito che non sarebbe stato necessario portare avanti la finanziaria fermando l'iter della riforma sanitaria. Nel frattempo c'è grande attesa per l'impegno nella prossima manovra relativo alle società partecipate dalla Regione. Costano circa 300 milioni di euro. A guidare la lista è l'ARST, che sta completando il rinnovamento del parco mezzi che servono il trasporto su tutto il territorio dell'isola. Al secondo l'Igea, che nel 1998 ha assorbito la gloriosa Società Italiana Miniere ed oggi è impegnata a ridare un futuro turistico alle gallerie scavate nell'Ottocento. A chiudere i primi posti ci sono la Sfirs, la finanziaria regionale, Sardegna IT, fornitrice diretta di software, la Carbosulcis, che dal carbone è passata alla produzione dell'alga spirulina, e Abbanoa, dove la regione continua a essere socio di maggioranza. E poi ci sono i fondi che sostengono i 37 enti a matrice regionale, dall'ASPAL alle agenzie agricole e ai consorzi industriali. Il bilancio più costoso è quello di Forestas, che fino all'anno scorso ha assorbito un quarto dell'importo totale. Come dire, i miliardi in gioco sono 10, ma i pretendenti sono davvero tanti, considerando che quasi la metà sarà impiegata alla voce salute dei sardi. In chiusura è bene ricordare che nel corso dell'esercizio provvisorio la Regione Sardegna potrà spendere appena 1/12 del bilancio dell'anno precedente, via libera per il pagamento degli stipendi della pubblica amministrazione, spese sanitarie e per lavori pubblici urgenti. Non si possono sostenere invece investimenti ed impegni finanziari per nuovi progetti. È il modo dell'impresa. Quello che muove il PIL regionale rimane alla finestra in attesa di buone notizie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E dopo l'apertura dedicata alla proroga per il terzo mese della finanziaria regionale, eccoci con Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, ma anche vicepresidente nazionale del sindacato balneari. Con lui parleremo di diversi temi, ma rimaniamo sull'apertura. Fino a che punto siete preoccupati per questo fortissimo ritardo? Qualcuno dice da record. Indubbiamente un ritardo della legge finanziaria a questi livelli sta attanagliando le leve dell'andamento del nostro territorio, per cui da presidente di Confcommercio non posso che essere estremamente preoccupato. Noi peraltro in questo momento stiamo molto concentrati a sostenere i nostri associati, a istruire le pratiche sui bandi di incentivazione che stanno su fondi già appostati, stanno gestendo le camere di commercio, quindi diciamo che per quanto riguarda il nostro settore in questo momento stiamo svolgendo un ruolo direi molto importante, molto apprezzato dai nostri associati. Sì, il ritardo nell'approvazione della finanziaria è estremamente preoccupante e riguarda tutti i settori dell'economia, quindi a cascata certamente anche i settori dei servizi, del turismo, del commercio. Nei giorni scorsi avete organizzato nella vostra sede un incontro per parlare di sicurezza nel settore del commercio. Sicurezza importante sia per chi è fornitore e chi è gestore di un'attività commerciale. Certo, il tema della cyber security, perché di recente nel dicembre 2024 è stata modificata la normativa europea alla quale le aziende devono uniformarsi. Abbiamo imparato in nell'occasione di quell'evento, che il tema della cyber security non è un tema che riguarda soltanto la struttura dello Stato o le grandi imprese, riguarda purtroppo anche le piccole imprese che sono sempre più colpite da attacchi informatici che fanno penare e non poco anche da un punto di vista finanziario i piccolissimi e i microimprenditori. Il panel dei relatori è stato un panel di relatori tra i più esperti nel panorama nazionale. La platea è stata costituita da istituzioni, forze dell'ordine, anche perché è un tema evidentemente che riguarda le parti vitali, gli organi vitali di un sistema nazionale quali la finanza, gli ospedali, quindi la sanità, la sicurezza, la pubblica sicurezza, la difesa, tanti altri settori che ovviamente e tra l'altro in questo periodo gli attacchi informatici adesso è un fatto di cronaca, insomma, una cronaca recentissima, che l'Italia è sotto una sfilza di attacchi informatici perpetrati da un gruppo che pare sia filo russo. Insomma, è un tema fondamentale e adeguarsi agli standard di cybersicurezza in questo momento non deve essere più considerato un costo, ma deve essere considerato un investimento. Adesso parliamo di una cosa recentissima che molto probabilmente ha rovinato i progetti fino al 2027 nel settore dei balneari. Il TAR della Liguria ha deciso che
quanto era stato promosso dal governo non andasse bene. Questa proroga al 2027 va a bloccarsi dopo questa decisione. La decisione del TAR della Liguria riguarda una fattispecie molto specifica. Il tema si sta parcellizzando, regionalizzando oltre il livello statale. Noi qui in Sardegna ci sentiamo piuttosto garantiti dalla delibera che è stata assunta dal governo regionale, di recente dal governo regionale, è stata a nostro avviso costruita bene. Non dico che stiamo dormendo sonni tranquilli, ma ho fiducia che la situazione che in Sardegna la proroga, che non è effettivamente una proroga generalizzata ma è una proroga costruita su una fattispecie, sia solida e che possa garantirci i prossimi 3 anni di attività senza ulteriori pensieri. Quindi secondo lei, Bertolotti, questa sentenza del TAR non interesserà la Sardegna per la sua autonomia? Non è un fattore di autonomia, la cosa riguarda proprio un modello di scrittura normativa, ecco, se posso definirla, se posso esprimermi con queste parole. Ribadisco, la delibera del governo regionale sardo è stata costruita bene a nostro avviso e questo ci lascia ben sperare. In ogni caso, il 5 di marzo sarete tutti a Roma. Saremo a Roma, abbiamo invitato la nostra presidente regionale Claudia Comida, ha invitato la governatrice Todde e l'assessore Spanedda a partecipare alla giornata che abbiamo come Confcommercio e come Sindacato Balneari e come FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, abbiamo organizzato e previsto a Roma il prossimo 5 marzo. Faremo sotto leggi da Confcommercio la giornata, gli stati generali del turismo balneare in Italia. Sarà molto importante se la politica sarda volesse accettare il nostro invito a partecipare. Questo tipo di discorso, quante aziende interessa in Italia e quante in Sardegna? Ma considerato il fatto che interessati da questo tema non sono soltanto le imprese balneari considerate in senso stretto, ma sono tantissime tipologie di aziende, alberghi, ristoranti, approdi nautici, campi boe, discoteche, insomma sono tutte le aziende che hanno il loro suolo, il loro esercizio, svolgono il loro esercizio in regime totale o parziale di concessione demaniale marittima, quindi è una platea di aziende che conta svariate decine di migliaia di imprese, con evidentemente il fattore moltiplicativo relativo alla forza lavoro. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un ateneo in crescita per immatricolazioni, iscritti e incremento del personale docente e amministrativo. Finanziamenti regionali e statali per supportare la ricerca e l'edilizia universitaria. Con questi dati positivi l'Università di Cagliari ha inaugurato l'anno accademico forte di oltre 400 anni di storia. La prolusione è stata affidata a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Credo che l'inaugurazione di un anno accademico sia uno dei momenti supremi e più solenni, mi faccio usare questi termini, per sottolineare una volta di più il ruolo fondamentale svolto dall'università nel nostro Paese. È imprescindibile investire in formazione, in cultura. Parafrasando quel che diceva Piero Calamandrei, l'università al pari della scuola è anche più importante del Parlamento, della magistratura e della Corte Costituzionale, perché forma la classe dirigente di un Paese. Ecco perché per me è un privilegio assoluto essere qui oggi a tenere la lettura di apertura dell'anno accademico, per di più trattando un argomento che indubitabilmente è di grande interesse per tutte le persone che sono nate e risiedono in questa meravigliosa regione. Abbiamo oggi a disposizione degli strumenti per rendere la talassemia una malattia curabile e per emancipare i soggetti che ne sono affetti dal fabbisogno regolare di trasfusioni.
Siamo molto contenti di poter festeggiare una serie di risultati importanti, non soltanto l'incremento dei corsi di studio, ritorniamo a quota 100 che era una quota del 2008, per cui un traguardo veramente molto importante. L'anno scorso avevamo festeggiato per il superamento di quota 1000 del personale docente, quest'anno festeggiamo il superamento di quota 1000 per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Iscrizioni e immatricolazioni in aumento, per noi questo è un segnale molto importante dell'importanza anche del nostro ruolo che abbiamo sul territorio, e molta spinta la stiamo dando proprio per diffondere l'università su tutto il territorio, creare specialità e specializzazioni. La ricerca va a gonfie vele, i finanziamenti arrivano. La Regione ci ha aiutato moltissimo per superare un momento difficile legato a minori entrate rispetto a quelle previste, e quindi siamo contenti di poter festeggiare oggi. Un'università radicata nel territorio e che strizza sempre un po' l'occhio alla tradizione, che è fondamentale, vero? Assolutamente, infatti anche queste inaugurazioni hanno un po' il sapore, parliamo di istituzioni come la nostra, 400 anni, ma oggi ci sono atenei da 800 anni, da 600 anni, quindi è un punto fermo per il nostro Paese, e noi ci teniamo non solo a usare questa giornata non soltanto per raccontare a noi stessi, ma principalmente per raccontare agli altri. È anche un modo per redistribuire tanto sforzo che viene fatto da chi ci aiuta, e noi abbiamo il dovere di redistribuirlo. E questo è un avvio molto importante, perché ci saranno anche l'apertura di diversi corsi in giro per la Sardegna. È importante perché tutti i ragazzi e le ragazze sarde devono avere la possibilità di fare un percorso anche nei propri territori. Una grande collaborazione tra la Regione Sardegna e l'Università di Cagliari per un futuro più roseo per i nostri ragazzi. Il Rettore ci ha detto che i dati sono confortanti sia per quanto riguarda le iscrizioni sia per quanto riguarda la frequenza, però la Sardegna ha un gap per quanto riguarda i primi anni sull'istruzione, quindi questo va a fare un lavoro soprattutto, come lei ha ribadito tante volte, nei piccoli centri dove ci sono 4, 5, 10 alunni che vengono aggregati ad altri paesi, quindi è importante la connessione, è importante non perdere questo focus. Sì, assolutamente, perché i numeri ci parlano di dati assolutamente sconfortanti dal punto di vista della denatalità, che poi ovviamente si ripercuotono anche sui corsi della scuola superiore e dell'università. Però devo dire che l'orientamento che anche l'Università di Cagliari e anche di Sassari stanno facendo per avviare i nostri giovani che escono dalle scuole secondarie sono molto importanti. Dobbiamo lavorare per fare in modo che ci sia meno dispersione scolastica nelle superiori e fare in modo che poi questi ragazzi vengano ben indirizzati, perché la scelta e l'orientamento sono fondamentali per l'avvio del loro percorso. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde.
Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, buonasera, siamo all'Arnas Bruzzu, l'Aula CIQ ospita quello che è insomma il culmine di un'attività che dura da un decennio. Il gruppo Conad è a fianco alla struttura ospedaliera, hanno raccolto nell'ultima campagna natalizia 183.200 euro che sono andati ad acquistare un ecografo di nuovissima generazione destinata ai piccoli pazienti della cardiologia pediatrica, un successo che testimonia l'attaccamento al territorio in un momento di difficoltà, testimonia anche solidarietà e sacrifici per quelli che soffrono un po' di più. Dottor Tumbarello, una campagna natalizia che ha procurato risorse che permettono di acquistare un ecografo che è utilissimo nel suo reparto, la cardiologia pediatrica del Bruzzu. Da come è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata tanti anni fa, stiamo parlando di 7-8 anni fa, nel quale la Conad aveva manifestato l'interesse appunto di avere questo accoppiamento con uno sistema sanitario soprattutto interessato alla parte pediatrica. E ha iniziato con queste campagne natalizie che hanno avuto da subito un successo enorme, tant'è vero che negli ultimi 7 anni praticamente la Conad ci ha versato circa quasi 1 milione di euro, con il quale abbiamo acquistato le apparecchiature all'avanguardia che hanno fatto del reparto il reparto forse più tecnologicamente avanzato in Italia. Quest'anno è andato particolarmente bene perché con 184.000 euro siamo riusciti a comprare questo eco che è stato appena presentato negli Stati Uniti della Philips con una sonda miniaturizzata transesofagea che lavora con l'intelligenza artificiale e che rappresenta un gioiello tecnologico in assoluto che permette appunto di valutare delle cardiopatie congenite in maniera molto precisa. Dottor Orlandi, quasi 200.000 euro raccolti nell'ultima campagna natalizia che hanno permesso l'acquisto di un ecografo di nuova generazione. La solidarietà dei clienti del vostro gruppo permette di offrire una tecnologia sempre più avanzata e all'avanguardia. Lo chiedevo anche al dottor Argiolas, quale sarà il prossimo passo? Beh, innanzitutto siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, veramente abbiamo una clientela che è molto molto sensibile e tutti gli anni ci dà un sacco di soddisfazione con questa operazione che ormai siamo più di 10 anni che la conduciamo, è diventata un'abitudine e un momento che cadenza il nostro rapporto con i consumatori. Il prossimo passo è sicuramente continuare in questo senso perché la raccolta è infinita e i bisogni anche sono infiniti. Parlavo prima col dottor Tumbarello che ancora abbiamo tanto da fare, quindi noi continueremo in questo solco. Per noi è un modo anche di stare vicino al territorio, di rendere al territorio una parte del successo che ci riconosce premiandoci con la spesa. Noi siamo una cooperativa, prima Argiola credo che l'abbia detto, è un socio importante, ce ne sono insieme a lui in Sardegna ce ne sono altri 60 imprenditori con le famiglie che lavorano nei nostri negozi e che quindi se hanno un buon successo e riscontro di vendite è perché sono legati al territorio e quindi è giusto che al territorio noi ritorniamo una parte dei nostri bisogni e continueremo così a farlo perché la solidarietà è veramente importante in un periodo come questo in cui è molto molto difficile per tutti. Carlo Argiolas, titolare di 2 supermercati Conad, che tipo di riferimento può nascere quando un gruppo di grande distribuzione si avvicina al sistema sanitario, in questo caso alla cardiologia pediatrica?
Ma diciamo che devo fare un passo indietro perché ormai sono circa 10 anni che seguiamo che ci appoggiamo per fare questa iniziativa con l'ospedale, prima microcitemico, poi con il reparto della cardiochirurgia pediatrica, perché comunque è un modo anche per motivare i nostri clienti ed essere più vicini a un discorso della sanità in generale, ma per noi più precisamente sui bambini. Tant'è la scelta è sempre ricaduta sia prima sul microcitemico e adesso sulla cardiochirurgia pediatrica, quindi con l'aiuto poi del professor Tumbarello, che in qualche maniera è il faro di questo reparto. Dottoressa Rossi, l'eredità di Roberto Tumbarello è molto importante sotto tutti i punti di vista, ricerca, accademia, attenzione ai pazienti. Adesso con questo ecografo che tipo in quale modo vi permette di essere ancora più all'avanguardia come reparto? Allora, le caratteristiche di questo nuovo macchinario sono delle caratteristiche premium, quindi si tratta di un materiale di ultima generazione che ha dei software particolari, modernissimi, che ci permettono, grazie all'intelligenza artificiale, di poter ridurre quello che paghiamo in termini di insularità e quindi di distanza rispetto ai grandi centri di eccellenza che hanno chiaramente delle casistiche superiori alle nostre. Le cardiopatie congenite infatti sono delle cardiopatie che si manifestano in poca popolazione generale, perché vengono detectate in maniera durante la gravidanza nella maggior parte delle volte. Quando il bambino invece nasce con delle cardiopatie congenite, grazie a questo ecografo, che è dotato di una sonda transesofagia di piccolissime dimensioni, riusciamo a effettuare l'esame attraverso l'esofago, quindi molto vicino al cuore, ottenendo delle immagini ad altissima risoluzione che quindi che vanno a soppiantare anche la necessità di fare una risonanza magnetica cardiaca. Questa è una cosa davvero molto importante, perché possiamo trattare dei bambini addirittura di 5 kg di peso corporeo, quindi proprio alla nascita. I bambini invece con delle cardiopatie che vengono detectate prima della nascita vengono indirizzati normalmente al parto in centri di alta specializzazione, perché oltre il 18% di questi morirebbe nei primi giorni di vita, nelle prime ore di vita, e quindi necessita di un intervento di riparazione chirurgica del difetto congenito. Inoltre, appunto, grazie all'intelligenza artificiale abbiamo la possibilità di poterci confrontare anche quindi con dei teleconsulti anche con altre strutture ospedaliere, non solo italiane ma addirittura internazionali, visto che grazie al dottor Tumbarello è stata negli anni ottenuta una rete delle emergenze congenite, e quindi abbiamo davvero il supporto di tantissimi specialisti appunto a carattere nazionale e internazionale, che ci permettono di offrire ai pazienti cardiopatici sardi davvero l'eccellenza, che è quello che il Brozzu tende e ha sempre fatto, trattandosi appunto di un ospedale di eccellenza e di alta specializzazione. Noi vogliamo assolutamente mantenere questo che il dottor Tumbarello ha creato negli anni. Ovviamente, come diceva giustamente lei, si tratta di un impegno da parte mia molto importante. Io ovviamente mi immagino di essere il dottor Tumbarello nella sua fase iniziale di ascesa di carriera, e non il dottor Tumbarello che conosciamo ormai a fine carriera, che chiaramente ha delle capacità, delle competenze, una cultura tale che chiaramente non voglio assolutamente coprire o a cui togliere luce. Rimarrà comunque come senior consultant dell'ospedale in maniera completamente gratuita, questo a dimostrazione del fatto, a comprovare il fatto che è spinto da una grande passione, e quindi questa passione spero di riuscire a trasmettere ai collaboratori in modo da mantenere una squadra di lavoro davvero di eccellenza. Dottoressa Fudis, un atto che testimonia la solidarietà dei cittadini del territorio. Avete acquistato, grazie a questa campagna promossa da Conad nei propri locali, avete acquistato un ecografo. È un segno tangibile del fatto che l'ANAS Bruzzu sia al centro delle aspettative del territorio. Sì, noi abbiamo, grazie all'intervento della Conad, abbiamo anche quest'anno raggiunto un importante traguardo, che è quello di aver ottenuto un'importante somma che ci ha consentito di acquistare un ecografo di ultima generazione. Questo è al di là del fatto dell'ecografo di ultima generazione. Dobbiamo in questo periodo di crisi anche umana e anche di vicinanza con i nostri simili, dobbiamo rilevare che c'è tanta solidarietà, e lo dimostrano annualmente i nostri concittadini, che hanno voluto dedicare una quota durante
durante la spesa, una quota da destinare chiaramente a chi ne ha bisogno, e quindi ad un ospedale come il nostro, l'ANAS appunto, che dà assistenza ad un territorio molto vasto. Quindi il fatto di darci una mano d'aiuto per acquisire tecnologie è restituire questa generosità e restituire questa disponibilità che i nostri concittadini ci mostrano ogni volta che comunque vanno a fare la spesa, e che hanno, oltre all'obiettivo chiaramente di portare a casa quello che è il compito di ciascuno di noi, ma hanno anche un pensiero rivolto a chi ne ha bisogno, e quindi con l'acquisizione di tecnologie che sono adatte e tendono a migliorare le patologie. Presentato il ciclo di conferenze Fermata San Saturnino, che ogni ultimo sabato del mese del 2025 vedrà a confronto esperti di vari settori legati all'archeologia, urbanistica, arte e letteratura cristiana sul tema della Basilica. Il ciclo inizierà con un intervento intitolato La Basilica di San Saturnino, il paesaggio delle pietre erranti, urbanistica e architettura di un monumento inconcluso. Un monumento caro ai cagliaritani, che ci regala sempre nuove sorprese, come la strada medievale venuta alla luce nel corso dei recenti lavori di restauro. Sì, un sito importantissimo per la città di Cagliari, ma anche direi per tutta la regione, un sito in cui la comunità si ritrova, e questa serie di incontri che abbiamo voluto calendarizzare sono tutti funzionali a conoscere, a riconoscerlo ancora, quindi in qualche modo approfondendo i vari aspetti che girano intorno alla Basilica di San Saturnino. Basilica che negli anni è stata sotto la lente di ingrandimento per i cambiamenti, per la struttura, soprattutto per la gestione, quindi si apre una nuova era. Sì, si apre un nuovo percorso con la direzione regionale musei che si sta occupando intensamente di questa basilica, cercando nuovi fondi e soprattutto mettendo in campo le più alte professionalità per continuare questo percorso di cambiamento ai fini della conservazione e della valorizzazione del sito. Un parere personale ma soprattutto professionale. In altre parti d'Italia e del mondo ci sono siti che offrono sempre la bellezza della storia italiana e dell'antichità. In Sardegna abbiamo degli unicum. Quale può essere la strada da percorrere per far sì che diventano sempre più fruibili? Sicuramente una via è quella della fruibilità anche a distanza, cioè sempre nell'ottica di un'accessibilità al bene cognitivo, un'accessibilità cognitiva e accessibilità anche in termini di valorizzazione, condividendo contenuti digitali. È un progetto che noi anche stiamo seguendo, sempre con le linee del PNRR, e poi l'apertura del bene alla comunità. Con queste iniziative adesso partiranno anche, lo diremo durante la presentazione, delle visite in sardo il primo sabato del mese. Insomma, dobbiamo cercare di integrare diverse linee di comunicazione e di valorizzazione del bene. Questa è la nostra missione come direzione regionale musei, e ci stiamo molto impegnando con la direttrice, l'architetto Tomassetti, e con tutto il personale che devo dire è veramente molto valido. La dottoressa Cigi è una delle nostre relatrici in questi incontri, se ne parlerà. Insomma, diciamo che c'è stato un profilo di rallentamento di alcuni interventi sulla sistemazione esterna, come immagino che saprete, però è stata un'occasione importante per questo rinvenimento, per arricchire ulteriormente gli elementi di conoscenza. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu.
Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La scorsa settimana abbiamo fatto un bilancio della Borsa Internazionale del Turismo a Milano e dell'evento Nuragica programmato dall'Assessorato Regionale del Turismo in contemporanea nel capoluogo lombardo. In questo numero di rigore spazio alle 3 giornate fiorentine di Turisma 2025, giunto alla sua 11ª edizione, ove la Sardegna ha brillato con le sue eccellenze archeologiche presentate in uno stand dedicato al patrimonio millenario dell'isola. Ha presentato le fondazioni di Montebrama, Pula Cultura, l'Associazione Sardegna verso l'UNESCO e l'Unione dei Comuni della Tregenta. Approfondimenti sul Sinis, sulle Domus degli Anas, le architetture nuragiche, il territorio della Tregenta, sulle prestigiose testimonianze della costa sud e di Pula e Nora, l'unicità della storia sarda e nuragica, promossa dall'associazione che studia e lavora per il riconoscimento UNESCO della Sardegna. La Sardegna si presenta al Salone Internazionale del Turismo e Cultura di Firenze in modo imponente, ma soprattutto porta per la prima volta una proposta, anzi un'ambizione che deve diventare una realtà. L'Associazione Sardegna verso l'UNESCO ci sta lavorando. Stiamo parlando di un percorso di riconoscimento che deve portare la civiltà nuragica, l'architettura nuragica al riconoscimento appunto del patrimonio dell'umanità. Il presidente dell'associazione, Pierpaolo Vergiu, usa spessissimo la metafora del diamante in cassaforte. Noi abbiamo un diamante, cioè una delle grandi culture, forse la più importante 3500 anni fa, del Mediterraneo occidentale. E però lo sanno in pochi, ma noi stessi non ne traiamo quello che dovremmo trarne, un insegnamento. Tra l'altro, guardando all'unità di questa cultura, la cosa incredibile è che per 400 anni si sono costruiti nuraghi, tombe dei giganti, e poi pozzi, villaggi, pozzi sacri, luoghi sacri, dello stesso tipo in tutta la Sardegna, poi molto diversi materiali. È una cultura, no, che rappresenta tutto ciò che desideriamo, unità ma anche diversità. Usiamola come sardi e chiamiamo il mondo a condividere, non solo banalmente a vendere, che pure non è male, ma a condividere il piacere di girare la Sardegna in un paesaggio nuragico 3500 anni dopo. La costruzione di un pensiero di rete a cui segue un'azione concreta nel territorio e uno sviluppo di una consapevolezza delle comunità che insieme si possono presentare nel panorama internazionale. Questo è in fondo il pensiero, forse, no, della Tregenta. Assolutamente sì.
pian piano con il passare degli anni, soprattutto partecipando a queste fiere, a questi eventi, stiamo acquisendo la consapevolezza che il nostro territorio veramente merita e stiamo avendo un riscontro positivo soprattutto con i numeri. Con i turisti che frequentano il nostro territorio, dove vanno via veramente consapevoli di aver visto le cose migliori del nostro territorio. Una strategia che è prima di tutto di comunicazione a tutti, di un argomento che è l'archeologia del Sinis in particolare. Sì, da operatore della comunicazione ho sempre pensato che bisogna comunicare le cose che si fanno e poi bisogna farle, e perciò per avere molte cose da comunicare bisogna lavorare su più ambiti. Il principale è quello dell'infrastrutturazione del Parco Archeologico Naturale del Sinis, dunque le risorse, il tempo, gli investimenti della Fondazione sono soprattutto sulle opere pubbliche, sulla migliorare l'accessibilità all'antica città di Tarros, sulla nuova biglietteria, il nuovo ristorante, cantieri che sono già in corso, sul nuovo parco del museo, sulle nuove sale espositive, in alcune andranno i giganti riuniti che arriveranno anche da Cagliari, in altre delle mostre temporanee importanti. Ne annunceremo una già qua a Turisma, quella che con la direzione di Paolo Giulierini prevederà un fitto dialogo tra la civiltà nuragica e quella etrusca, una mostra espositiva che verrà ospitata su uno spazio di circa 500 metri quadri, dunque uno spazio molto importante già dalla seconda parte del 2025. Non partiamo da zero perché abbiamo ancora in corso una bellissima prima esperienza di mostra che stiamo ospitando a Cabras e anche a Orani in collaborazione con la Fondazione Nivola, che appunto mette in dialogo il nuragico Monteprama e l'esperienza di Costantino Nivola. Dicevo, l'infrastrutturazione già dimostrata su San Salvatore con la riapertura dell'ipogeo, la ristrutturazione della chiesa, la realizzazione del centro servizi, la realizzazione del primo centro servizi a Monteprama, quel che si può fare per il momento con le autorizzazioni che chi è preposto alla tutela ci dà, sono la direzione nella quale stiamo andando. Poi certo fa più visibilità o più rumore la partecipazione a una fiera, a una mostra che si fa fuori, che so a New York, a Madrid o adesso a Barcellona, però sono tutte attività che sono finalizzate a migliorare la fruibilità del parco, a renderlo più conosciuto, più appetibile, e quando le persone, sia i sardi che gli italiani che le persone che arrivano da fuori vengano a visitarlo, si trovino bene per la fruizione dei contenuti e anche per i servizi che l'intero sistema Sinis riesce ad assicurare. Da sempre la sua casa editrice ha trasferito l'amore del suo editore, quindi di lei, per l'archeologia e la storia. L'ha tradotta in pagine, in promozione, in attività, ma sta per uscire un volume che ieri avete presentato con una relazione veramente interessante sull'archeologia e sull'architettura archeologica, che segna un po' la differenza, editore. Ci sta zuzzicando, è la sua provocazione del 2025? Ma voglio dire, ieri appunto c'è stata questa bella conferenza di Noemi Cappai che dimostra un po' la svolta anche sotto l'aspetto scientifico, e qui mi devo ricordare la frase della moglie del console francese quando li portai a Santo Antine, che uscendo disse, aveva studiato in Italia architettura, ma perché queste cose non ce le fanno studiare nella facoltà di architettura? Ecco, io vorrei incominciare a fare in modo che il nuraghe, no? Questo esempio di architettura millenaria, possa diventare elemento di studio per i politecnici sia d'Italia che dell'Europa, perché ancora, o perlomeno Noemi Cappai, per quel che mi risulta, sta incominciando ad approfondire questo studio e i risultati sono molto incoraggianti e molto positivi. Un manuale di geometria applicata all'architettura della civiltà nuragica, con studi importanti. Ma esattamente, quindi da questo studio di Noemi Cappai io credo che si possa
far declinare diverse possibilità. Chiaramente queste vanno attribuite alla conoscenza, all'esperienza dei specifici, conoscitori, esperti di questo settore, quindi qui entriamo già in una fase diversa, ma che comunque, come si studia a Chambois, che ultimamente ho visto alla televisione, come Leonardo aveva disegnato questo castello, parliamo del 1500, così si arriva, o si dovrebbe arrivare a studiare questa bellezza di questa realtà che ci è invidiata, unica nel Mediterraneo, unica nel mondo. La Sardegna, la cultura della Sardegna e nello specifico questa grande civiltà nuragica che si è distinta nel Mediterraneo, oggi si presenta anche al Turisma per sottolineare l'importanza di un riconoscimento internazionale come quello dell'UNESCO. Sì, è importante che siamo qui a Turisma insieme anche con le Domus de Janas che presentano appunto la loro candidatura, e anche la Sardegna verso l'UNESCO vuole in modo significativo comunicare l'importanza della promozione della cultura nuragica e dei monumenti della civiltà nuragica alla candidatura UNESCO. È un obiettivo che ci siamo prefissi già da diversi anni, stiamo lavorando molto sia sui dossier di candidatura ma sia anche su tutte le attività collaterali di promozione, di divulgazione, così da affermare l'importanza appunto di questo mondo unico in Sardegna nel mondo per la nostra isola. Presidente, la Toscana e la Sardegna sono unite da un legame antico, ma è anche moderno perché continuiamo a dialogare. Questo mare, questa piazza, questa agora che ci divide in realtà ci unisce. Ma io vivo il mare, il Tirreno, come un luogo di incontro più che di separazione, e anzi oggi che è molto più agevole sia via mare sia via aereo il collegamento, penso che la Toscana sia uno dei territori che maggiormente desidera la Sardegna da un punto di vista turistico, culturale, di relazioni, di comunità, e reciprocamente la Sardegna verso la Toscana, al punto che anche tutte le motivazioni che la storia ci offre, pensate al rapporto di Pisa con larghi territori della Sardegna, appaiono come qualcosa che è fatto in modo per sviluppare il turismo fra reciprocamente Toscana e Sardegna, come sta crescendo ogni anno. Etruschi e nuragici che dialogavano, ma anche i giudicati con i fiorentini. Ma sicuramente, io ritengo che ci sia in questo un collegamento sempre costante, molto bello, appunto gli Etruschi e la civiltà nuragica, ma in questo contesto anche una prospettiva che ha mantenuto sempre questi legami. C'è lo stemma di Sassari, ad esempio, nella statua di Dante in piazza Santa Croce, collocata lì il 14 maggio del 1865, quando Firenze diventò capitale d'Italia. Furono alcune città che vollero che nella città di Dante vi fosse il monumento a Dante in quello che il Foscolo a Santa Croce definisce il Tempio delle Itale Glorie. Non a caso in bella evidenza vediamo la Sardegna. La ricerca scientifica, l'archeologia, il tecnicismo archeologico tradotto in un linguaggio che il turismo culturale possa capire. Turisma è anche questo. Sì, Turisma diciamo che è stata una straordinaria frontiera, un luogo in cui per la prima volta quanto hai permesso il tecnicismo archeologico, il linguaggio freddo dei dati, la documentazione spesso enigmatica per quanto puntuale e necessaria, si coniuga con quello che è una nuova forma di raccontare, di narrare. E questa è la nuova scommessa su cui anche il mondo dell'archeologia sta lavorando e al quale si deve tendere. Il linguaggio oggi è fondamentale perché? Perché i tempi cambiano con una velocità impressionante e soprattutto se si vogliono mandare dei messaggi efficaci che vadano a colpire nel segno, bisogna farlo nel modo migliore e semplice possibile. Non c'è più tempo di andare a sfogliare
pagine e pagine, non c'è più tempo di andare a vedersi le note, questo lo faremo noi specialisti, ma al popolo, alla gente comune, parlo adesso in questo momento per i sardi, hanno bisogno di messaggi e i messaggi devono essere sintetici, devono essere concisi, devono essere straordinariamente mediaticamente impattanti. Così riusciremo forse, credo, a conquistare quella che è un ruolo fondamentale nella crescita del nostro popolo, dei sardi in particolare, e della nostra terra, non solo da un punto di vista culturale. Con l'assessore alla cultura Ilaria Portas nello stand della Sardegna. È l'unico stand multimediale ecologico perché ha sì volantini, cartine, tanto, ma molte immagini che rapiscono, bloccano, inchiodano il turista o comunque il curioso, appassionato di archeologia, ma anche della nostra isola. Sì, devo dire che il colpo d'occhio è veramente importante. La Sardegna è presente qui a Turisma con tante realtà isolane, singole oppure in rete, e rappresenta anche visivamente quello che è l'offerta culturale e di bellezza del territorio sardo, che non è solo spiagge, ma accanto alle spiagge spesso ci sono anche tante bellezze archeologiche, tante bellezze culturali che noi abbiamo il dovere di valorizzare come istituzioni, ed ecco perché oggi, a parte le fondazioni, c'è anche la regione, ci sono anche i comuni, le unioni dei comuni che vogliono investire su una economia diversa. Dobbiamo formarci, andare fuori dall'isola, confrontarci con gli altri. In molti ci hanno detto, ci ha aiutato nel tempo a molti sindaci, molti operatori, hanno riferito di questo aiuto nel confronto. Possiamo ancora farlo, dobbiamo ancora farlo, e poi dobbiamo farlo dalle scuole più piccole, lo dico all'assessore alla cultura, no? Dalle scuole più piccole sino ai più grandi, per offrire servizi migliori, proposte migliori. Sì, perché se noi viaggiamo per il mondo incontriamo delle realtà che hanno forse anche, non dico meno bellezza, ma delle attrazioni che sembrano anche più piccole e meno importanti e riescono a valorizzarle di più. Quindi noi che abbiamo questo patrimonio immenso dobbiamo anche imparare dalle buone prassi degli altri paesi europei, dalle altre regioni italiane, per fare in modo che diventi veramente valore. Lo è un valore culturale, ma deve diventare anche un valore economico. Io credo poi che non bisogna solo investire nella formazione dei comuni e di chi deve valorizzare, delle istituzioni, ma anche delle persone, perché la professione culturale deve diventare anche un lavoro, e quindi io che sono assessore anche alla pubblica istruzione ho necessità prima di tutto che la nostra storia venga conosciuta veramente, perché noi studiamo tanto della storia degli altri ma poco della nostra, ma soprattutto che si formino nuove professioni, e questo lo possiamo fare per esempio con l'istruzione tecnica superiore, ma anche a livello accademico. Ci sono nuovi corsi che adesso si stanno vedendo anche nelle università sarde, e che sono tutte volti rispetto a questo progetto di nuova economia della cultura. Nel cuore del Mediterraneo una Sardegna che conserva 2 diamanti nel cassetto, l'età nuragica e l'età medievale. Di questo andiamo entrambi fieri. Dobbiamo imparare però a oleare entrambi i cassetti. Ma certo, perché il cassetto dell'età medievale è davvero visto come inesistente dal punto di vista della risorsa archeologica, è visto semplicemente legato alla visita di alcuni monumenti particolarmente importanti, alcune chiese, alcune basiliche, il romanico sardo, insomma, che ha meritato anche una fondazione dedicata negli ultimi anni sul romanico in Sardegna, però non bisogna dimenticare, ma è ampiamente purtroppo non considerato, non preso in considerazione, che intorno ai monumenti romanici c'è un mondo dal punto di vista archeologico che racconta la storia non solo del monumento, ma più che altro della comunità che si esprimeva, di cui era espressione il monumento stesso. Ecco. Ci sono i grandi signori, i sovrani addirittura, cosiddetti giudicali, ma non conosciamo per nulla i loro regni. Conosciamo qualche città, no? Qualche città di fondazione medievale, non conosciamo esattamente l'economia dei loro regni, e forse la potremmo conoscere meglio proprio se studiassimo le loro campagne. Sì, certamente, diciamo,
il periodo appunto giudicale e anche quello, diciamo, post giudicale in alcuni giudicati, a parte l'Arborea, che ha visto a partire dai primi decenni del 1200 e poi dalla metà del 200 l'affermarsi di una serie di signorie continentali che erano già presenti da molto tempo, anche da più di un secolo in Sardegna, a vario titolo, come mercanti, come signori fondiari. C'erano dei proprietari terrieri, però ormai si chiamavano, loro nomi di battesimo erano anche Gavino, insomma erano nomi pienamente marcatori di una sardizzazione già avvenuta. Ecco, tutto ciò l'archeologia attraverso l'approccio materiale, cioè la scoperta, insomma, dei luoghi, degli spazi, degli oggetti, dei manufatti, insomma, ci può dare delle informazioni davvero molto, molto importanti, però insomma, non c'è una sensibilità politica, lasciatemelo dire, proprio manca totalmente una sensibilità politica in questo senso. Il Salone Internazionale di Turismo e Cultura è un'unione dei comuni, tante unità territoriali che si presentano da anni coese. Sì, questa ormai è diventata un po' casa per noi, una vetrina anche a livello internazionale per promuovere il nostro territorio, ma promuovere tutta la Sardegna. Un'occasione importante dove ha portato tantissimi risultati in questi ultimi anni, grazie anche a Turismo. Tantissime persone hanno voluto visitare il nostro territorio e conoscere le nostre bellezze culturali. Ormai possiamo definirci degli abitué come zona della Trecenta, in un contesto ormai che è diventato un appuntamento per l'archeologia come turismo. Ormai siamo all'11ª edizione, quindi un appuntamento importante sullo scenario nazionale e internazionale, quindi promuoviamo ancora i nostri siti dei nostri 9 comuni in campo sia nazionale che internazionale. Ciascuno che ha la propria particolarità e serve a valorizzare il territorio e differenziarsi, però logicamente ogni comune con la sua particolarità. Il nostro comune porta il sito archeologico della Regia Nuragica di Barru, un sito dove abbiamo iniziato attraverso dei fondi regionali, gli scavi archeologici che sono iniziati nel 2006 e che tuttora stiamo portando a termine. Innanzitutto perché i centri piccoli come il mio è un piccolo paese di 900 abitanti, anche nella loro piccolezza hanno le loro particolarità e diciamo è bello conoscere anche i centri più piccoli, non solo i centri più grandi. Felice di partecipare a questa fiera del turismo per mettere appunto in rete le nostre esperienze come Unione dei Comuni. Ortacesus si trova poi nel centro, nel cuore dell'Unione dei Comuni e vorrei proporre un turismo esperienziale, propone un turismo esperienziale, partendo ad esempio dalle necropoli punico-romaniche, attraversando poi la chiesa di San Bartolomeo, quindi ci spostiamo in un altro periodo, e poi arriviamo ai giorni nostri con il Museo del Grano che propone diversi laboratori, quindi coinvolge il turista a 360 gradi. I risultati si vedono durante l'anno e quel che abbiamo seminato, diciamo, adesso lo stiamo raccogliendo, perché anche nel sito per esempio di Pranusia l'abbiamo ultimato una conferenza e attraverso le prospezioni di geofisica stiamo arrivando davvero a verificare quella che è l'intera area archeologica di Pranusiara e scoprendo delle cose interessantissime. Come risponde il territorio? Il territorio risponde bene e nonostante all'inizio ci fosse una normale, diciamo, reticenza ad approcciarsi alla materia, oggi sia i giovani che le scolaresche, ma anche gli istituti comprensivi delle scuole stanno rispondendo benissimo e stanno scegliendo la nostra destinazione come meta delle loro vacanze scolastiche. Guasila, come assessorato al turismo, è impegnata nella promozione del territorio. Ci piace fare rete, infatti aderiamo anche alla Fondazione della Sardegna Isola del Romanico, facciamo parte del Cammino di Bonaria che a breve ufficializzerà il suo sito web, ma non solo. Stiamo cercando anche di ampliare l'offerta turistica. Attualmente infatti lavoriamo alla implementazione del Museo Scintu, medaglia d'oro al valor militare che si è contraddistinto per le sue geste eroiche durante la Prima Guerra Mondiale appunto, e
e ora lavoriamo per creare una sala che parli della Seconda Guerra Mondiale e in particolare del fronte russo. Noi a Senor B, per esempio, abbiamo un importante progetto che abbiamo fatto una convenzione nel 2019 con l'Università di Cagliari per degli scavi nel sito di Sant'Uderu, che sarebbe un sito adiacente alla necropoli di Monteluna. Un sito importante che comunque sta dando alla luce, gli scavi stanno dando alla luce un pezzo importante della storia antica del territorio. Abbiamo delle emergenze archeologiche molto importanti e quindi veniamo qui proprio per pensare a un turismo del futuro, un turismo sostenibile che sia legato anche alla valorizzazione delle risorse locali, alla valorizzazione delle risorse non gastronomiche, a tutto quello che è ambientale, tutto quello che riguarda un percorso, ripeto, che sia appetibile per un turismo che si dovrà sviluppare in prospettiva futuro. Venire qui è un'ottima vetrina, ci fa conoscere, è un contesto internazionale e quindi siamo molto contenti di essere qui. Geometria di scuola applicata, quella più basica, quella che perfino io conosco, triangoli, angoli, leve, semplici e poi una costruzione. Arriva lì, si presenta ai nostri occhi un disegno architettonico fra i più complessi in assoluto che possiamo conoscere. La geometria è presente perché nella natura tridimensionale della costruzione la geometria è la misura, è il linguaggio di base della costruzione. Per cui tutte le costruzioni a sto mondo si sostengono e hanno equilibrio in ragione di geometria e del dimensionamento delle parti che la costituiscono. In questo studio, che si sviluppa su due linee fondamentali, l'analisi delle caratteristiche tecnico-costruttive formulata anche su un database, quindi su un campione consistente di opere, ci guida nell'andare a individuare quelle che sono le costanti, le invarianti della costruzione. E poi un'altra linea che corre parallelamente, che è l'analisi dei processi costruttivi, quindi il come sono stati realizzati, il come viene tracciata la planimetria di base che poi ha lo sviluppo planivolumetrico in elevato. Queste due linee di studio, queste due linee di ricerca ci guidano e ci avvicinano alla comprensione di quel linguaggio costruttivo con cui possiamo interpretare e leggere tutte le tipologie architettoniche formulate dai costruttori nuragici. La Sardegna per 11° anno è al turismo, si promuove con la sua archeologia. Stiamo crescendo nella nostra consapevolezza, ma ci dobbiamo ancora proporre meglio. Direi che avete fatto tantissimo. Io conosco la Sardegna da decenni e ho visto i passi avanti che ha fatto quest'isola nel sapersi proporre e comunicare per sviluppare un turismo non cialtrone, ma un turismo che la meriti, cioè un turismo intelligente, un turismo colto, e il messaggio che state portando avanti è un messaggio di chiarezza e di contenuti coinvolgenti. Mi sembra che la Sardegna sia sulla strada giusta. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. C'è forte malumore nel mondo delle costruzioni regionale perché risulta bloccata la piattaforma informatica del SUAPE, lo sportello unico per le attività produttive per l'edilizia della Sardegna, che non consente più di presentare pratiche del salvacasa nazionale. Circostanza che si traduce nell'impossibilità per i cittadini sardi di usufruire di una norma in vigore da 7 mesi in tutta Italia. Cosa succede? Nella seduta del 18 febbraio la Giunta Todde ha approvato un disegno di legge che ha recepito le nuove norme nazionali sul salvacasa concernenti disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia nazionale, varato in luglio dal Parlamento su iniziativa del ministro Salvini. L'obiettivo è quello di semplificare la vita ai cittadini, ma allo stesso tempo sbarrare la strada a qualsiasi tentazione di speculazione edilizia. Così la Presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde, ha commentato l'approvazione da parte dell'Esecutivo del DDL sul riordino della normativa edilizia e urbanistica regionale, raccordata con il cosiddetto decreto salvacasa, poi convertito in legge. Il DDL, proposto dall'assessore dell'urbanistica Francesco Spanedda, ha voluto recepire il disposto del salvacasa integrando le parti utili con le esigenze della Sardegna, armonizzandolo con le norme contenute all'interno della legge regionale vigente. In particolare vengono recepiti gli elementi che vanno incontro alla necessità di chiarezza e semplificazione chieste dai cittadini, quelli che consentono loro di sanare piccole difformità edilizie derivanti da costruzioni non completamente conformi edificate nel passato. Secondo il docente universitario sassarese, permetterà ai proprietari di accedere a finanziamenti pubblici come i bonus edilizi regolarizzando una quota parte del patrimonio. Si agevola di conseguenza la compravendita degli immobili sbloccando il mercato e al tempo stesso contrastando la speculazione edilizia, facilitando gli interventi di demolizione e ricostruzione. La norma consente una radicale riqualificazione del tessuto urbano, soprattutto nei centri privi di identità e qualità del già edificato. Nel dettaglio non entra a far parte del DDL sardo l'abbassamento da 28 a 20 metri quadri per gli alloggi minimi, mentre è prevista in maniera limitata la possibilità di sanare locali con altezza di 2,40 metri in luogo dei 2,70 prescritti. In pratica la Giunta non ha voluto condividere quelle parti del decreto nazionale perché non confacenti al territorio isolano.
Il disegno di legge è frutto di un lavoro di coordinamento con il Consiglio regionale per evitare che professionisti, imprese, amministrazioni e cittadini possano interpretare liberamente leggi che si sovrappongono. Il DDL della scorsa settimana dovrebbe essere, nelle intenzioni della Giunta, base per il varo del testo unico dell'edilizia regionale. Replicando agli appunti dell'opposizione, l'assessore Spanedda ha sottolineato che si tratta di un progetto di legge che non vuole essere un copia e incolla delle norme statali, sia per scelta politica, sia perché in certi casi le norme già in vigore nell'isola sarebbero più permissive di quelle contenute nel salvacasa nazionale. Sono infatti molti i punti di contatto tra le norme del piano casa sardo e alcune norme introdotte a Roma col salvacasa di Salvini. Apporta una rivoluzione sulla cosiddetta doppia conformità per gli abusi minori, oltre a una nuova logica sulle soglie della tolleranza edilizia. Su quest'ultimo punto ha di sicuro una sua disciplina meno permissiva di quella nazionale ed è quindi necessario che si legiferi per decidere se allargare le tolleranze. Nei prossimi giorni si prevede che in Commissione urbanistica saranno molti i punti di scontro tra maggioranza e opposizione, soprattutto perché quest'ultima preme per un recepimento integrale del salvacasa Salvini. Beh, questo blocco inevitabilmente comporta un ulteriore aumento dei tempi nelle pratiche, negli iter autorizzativi delle pratiche, quindi un ulteriore handicap per le aziende, per i privati che vogliono, fanno richiesta di edificazioni o comunque di pratiche edilizie in genere. Per quel che riguarda la legge casa regionale, con le piccole modifiche che comporta rispetto al piano casa Salvini, qual è la vostra valutazione? Ma diciamo che per noi va bene, nel senso che tutto ciò che serve in qualche modo a semplificare e agevolare lo vediamo di buon viso, però dobbiamo riconoscere che questo viene quasi con un anno di ritardo, si recepisce una norma nazionale con circa un anno di ritardo. In più con delle modifiche che sono di lieve entità, secondo noi, poi possono essere anche giuste, però teniamo conto che abbiamo anche già una norma dell'85 regionale in materia sulle appunto le piccole difformità che dovrebbe regolare quelle difformità edilizie. E quindi poi si dovrà cercare di conciliare il nuovo testo con il vecchio. Insomma, secondo noi ritorniamo in quello che è il problema d'origine nostro, che è la burocrazia, l'eccesso di burocrazia e norme su norme che non fanno altro che rendere tutto più difficoltoso. Cioè si fa una norma per semplificare e di fatto poi si rende tutto più farraginoso. L'assessore urbanistica ha sottolineato che questo piano casa regionale sarà la base del piano urbanistico che voi del settore aspettate da 10 anni. Noi lo chiediamo, forse la prima intervista che mi ha fatto su questo tema è del 2016, quando io sono stato eletto per la prima volta in Confapiano in Sardegna. E già da allora stavamo chiedendo, intanto avevamo preso atto del fallimento del tentativo della legge urbanistica dell'allora assessore Cristiano Enriu. Abbiamo quindi preso atto di quello che era un fallimento della politica sarda in questa materia e ancora oggi, a distanza veramente di più di 10 anni, ancora non si riesce ad avere una legge urbanistica. Abbiamo grossi problemi in questo senso, c'è un PPR e i PUC dei comuni che non si riescono ad adeguare ancora dopo tanti anni, quindi siamo veramente in un mare di problemi sotto l'aspetto urbanistico della Sardegna. Ci avviamo alla fine della trasmissione, stanno per partire i titoli di coda. Un'osservazione che riguarda un report che è stato pubblicato dai quotidiani regionali, secondo cui la Sardegna si sarebbe classificata al terzo posto in Italia per l'impatto del mondo della costruzione sul prodotto interno lordo regionale. Beh, allora per la Sardegna è sempre stato un settore trainante quello dell'edilizia e questa è un'ulteriore conferma.
su di noi pesa molto meno rispetto alle regioni italiane, per dire il comparto della metalmeccanica che ha subito una grande flessione, quindi è chiaro che noi non abbiamo sentito quei riflessi, invece abbiamo sentito il riflesso positivo che c'è stato nell'edilizia, voi prima per i bonus, che poi è andato a scemare nelle altre regioni. In Sardegna sembra che abbia tenuto. Di fatto io credo che sia più un incremento dei lavori pubblici che ha sostenuto e continua a sostenere la spesa, gli investimenti e quindi le opere pubbliche. Perciò riteniamo che come abbiamo letto che ancora mantengono i bonus, tengono sul mercato dell'edilizia in Sardegna, io credo che di fatto sia forse più un effetto sui lavori pubblici e anche del PNRR che sta iniziando veramente a dare i primi frutti. Stiamo vedendo un po' le prime gare, i primi lavori appaltati in questo senso e sono di importi importanti per la nostra regione e quindi fanno sì che veramente spostano qualcosa. Nel frattempo è volato il primo anno alla guida dei costruttori della piccola e media industria, un impegno importante, soprattutto il tentativo di riaprire la porta del mondo finanziario per il vostro settore. Allora, noi abbiamo vissuto quest'anno un anno molto importante dal punto di vista dell'organizzazione nostra nazionale per quanto riguarda il settore, soprattutto sotto la contrattualistica per il rinnovo del contratto in cui stiamo alle battute finali. La richiesta dei sindacati è molto alta, parte da 275 base 100, che vuol dire tanti oneri per l'impresa. Riconosciamo però che effettivamente non c'è un adeguamento dei salari rispetto a quello che è il costo della vita. Oggi bisogna recuperare il gap inflazionistico. Quindi da un lato dobbiamo fare uno sforzo noi in questo senso, dall'altro dobbiamo avere chi sostiene la nostra attività e quindi ci permette di supportare dei maggiori oneri nel costo del lavoro e quindi è necessario assolutamente un impegno anche da parte del credito che supporti le imprese edili, cosa che ultimamente in questi ultimi anni è andata a ridursi in maniera drastica. Quindi si dovranno fare degli sforzi e noi stiamo iniziando le nostre interlocuzioni anche a livello istituzionale perché bisogna sensibilizzare la parte finanziaria veramente ad aprire nuovamente come era in passato tanti anni fa, che c'era un ottimo rapporto tra il rapporto bancario e le imprese edili. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.